Dal 30 ottobre al 17 novembre potete donare 2 euro telefonando al 45509 dal vostro cellulare personale. In questo caso contribuirete naturalmente alla ricerca sul cancro. Quindi mi raccomando, fai un gol anche tu per la ricerca, mi raccomando. Ricordiamo il numero? 45509. Lui è Antonio Rapisarda. Ciao Antonio. Ciao Ettore. Ben ritrovato. Con te Grazie. parleremo di promozione. Ci è venuto a trovare come al solito anche il nostro Andrea Lovento, con lui parleremo soprattutto del girone D del campionato di promozione. È andata male oggi per una squadra di Ragusa, Sì, buonasera. Anzi, sabato per essere più Buonasera esatti. intanto a tutti, ai nostri amici da casa. Sì, la New Team purtroppo quarta sconfitta in casa. Bisogna un po' cercare di fare quadrato probabilmente, sì, no? insomma, bisogna che ci sia una riflessione accurata all'interno dell'ambiente della New Team. Insomma. Benissimo, adesso poi anche tra l'altro Antonio ci darà un quadro completo di tutto l'intero girone. Parliamo appunto del campionato di promozione e subito la nostra Jenny con i risultati del girone A. Castellammare Borgata Terrenove 6-0, Cefalù Ares Menfi 3-0, Città di Carini Nuova Sancis 0-1, Monreale Audace Partinico 1-2, Prizzi Città di Casteldaccia 0-0, Pro Villabate Real Finale 2-1, Riviera Marmi Bolognetta 9-0. Che vittoria sonante per il Riviera Marmi, 9 gol al Bolognetta. Beh, doveva essere il big match, è importante per tutte e due le squadre. Per Real Marmi era una riconferma, per il Bolognetta era la possibilità di agganciarsi alla zona playoff di nuovo. Però beccare 9 gol sono tanti. Sono tanti, è stata una partita a senso unico, è stata una goleata. Mi dispiace per il Bolognetta, ma Real Marmi è veramente una Riviera Marmi, scusate, è una gran bella squadra. Tengono il passo tutte le inseguitrici. Possiamo vedere nel frattempo anche la classifica? Esatto, a Eccola partire qua. dal Nuova Sancis, Audace Partinico, Castellammare e si ripropone piacevolmente il Casteldaccia che si affaccia per la prima volta alla zona playoff. Zona mediana della classifica abbiamo il Cefalù che va a vincere ad Ares Melfi e credo che abbiamo il servizio. Sì, allora guardiamo questo servizio sulla vittoria del Cefalù per 3-0 contro l'Ares Melfi, il servizio è di Armando Geraci. Il Cefalù ospita al Santa Barbara l'Ares di Menfi per la 9ª giornata di campionato di promozione. Dopo 4 sconfitte consecutive la squadra cefaludese cambia l'allenatore, al posto di Orlando ritorna Pino Minutella e la cura di Pino Minutella ha fatto effetto. Ma vediamo le azioni più interessanti della partita con le riprese di Giuseppe Di Vincenzo, Cefalù in maglia rossa, Ares Menfi in maglia bianca. 26ª azione del Cefalù, è Sferruzza che prova il tiro da lontano, al portiere sfugge il pallone dalle mani, però poi riesce a riprenderlo. Si arriva al 40° del primo tempo, c'è un lancio verso Sferruzza al centro che supera un avversario, si presenta davanti al portiere però appoggia sulla destra dove c'è Tralongo che di sinistro manda la palla in rete. Cefalù in vantaggio 1-0, 41° minuto del primo tempo. Al 45°, azione sulla destra del Cefalù, la palla va dentro l'area ma c'è un po' di confusione tra portiere e terzino, ma là il Menfi riesce a liberare, la palla viene raggiunta da Orlando, va in aria ma viene atterrato da un difensore, per l'arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto si porta Cangelosi, tiro parato dal portiere Avona. 5° minuto, calcio di punizione di Campisi, colpo di testa di Calandrino, la palla si alza e finisce sopra la rete. 6° minuto, angolo per il Cefalù. La palla spiove in aria e la difesa della squadra del Menfi rinvia. La palla arriva a Badalamenti con un tiro incredibile, manda la palla nell'incrocio dei pali e batte il portiere. 2-0 per il Cefalù. Il Menfi sembra un po' sbilanciato in avanti e subisce i contropiedi del Cefalù. Azione di Fazio verso Tralongo, il quale tira alto. 46°, Cangelosi lancia in avanti verticalmente verso Sferruzza tenuto in gioco da Ingargiola, Sferruzza avanza e infila il portiere in uscita. È il 3-0 per il Cefalù. Risultato finale, Cefalù batte Ares Menfi per 3-0. Le reti al 41° Tralongo, al 6° minuto del secondo tempo Badalamenti e al 46° della ripresa Sferruzza.
Complimenti dunque alla squadra del Cefalù che con questa vittoria insomma prende animo e probabilmente migliora sicuramente la sua classifica. Parliamo adesso del girone B e subito Jenny con i risultati. Barcellona Pozzo di Gotto, Città di Messina 4-2. Camaro, Città di San Filippo del Mela 2-1. Città di Sant'Agata di Militello, Merì 4-2. Ionica, Acquedolcese 1-1. Pistunina, Sant'Angiolese 0-0. Sinagra, Messana 4-3. Torregrotta, Città di Mistretta 1-1. Ha riposato l'iniziativa. Importante vittoria della Città di Sant'Agata di Militello, 4-2, squadra che è in vetta con 22 punti, possiamo già vedere la classifica e abbiamo anche il commento di Antonio. Allora, vince Sant'Agata di Militello per l'ennesima volta, una squadra solida, ormai non è una novità, l'avevamo detto già dalla quarta giornata che è una squadra valida e oggi ha beneficiato anche del pareggio del Torregrotta che contro il Città di Mistretta per 1-1 che naturalmente regala 2 punti, ora è in classifica il Città di Sant'Agata di Militello è a +3, ma c'è da menzionare il buon andamento delle squadre di coda nel girone messinese. Se la regia è d'accordo di mandare il contributo di Camaro? di Camaro, esatto, Camaro Sì. che vince in casa 2-1 Si sta risollevando questo Camaro. questo fa veramente piacere per una squadra della provincia di Messina che insieme a Barcellona Pozzo di Gotto che ha vinto 4-2, vince e convince, veramente una grandissima prestazione di questa squadra, è riuscita veramente a far molto bene. Se la regia sono d'accordo, sì, ecco qui, ora vediamo Vabbè, la questa è la classifica. classifica, eventualmente casomai le mandano dopo, Le non c'è mandiamo problema. dopo. Ok, c'è da dire che il Camaro ha veramente espresso veramente un bel calcio. Ecco, stiamo ora Ecco, vedendo le immagini finalmente. perfetto. Il Camaro in tenuta gialla, maglietta gialla, invece la squadra di San Filippo del Mela. Tra l'altro in- un Camaro che ha una storia, il Sì, Camaro ha ribadiamo. giocato a grandi livelli, i campionati di eccellenza, qui lo stesso Lucenti ce lo può confermare, è una società che vive di riflesso chiaramente a Messina, però è una società blasonata, quindi sta risollevando pian pianino le sorti iniziali di un campionato che era un po' dubbioso. Era iniziato malissimo, ora sono al terzo risultato utile consecutivo, ben venga, insieme a Barcellona di Gotto si sono svegliate nella stessa giornata e stanno facendo gli stessi punti, ora si trovano veramente in una situazione molto molto vicina alla zona playoff, cosa impensabile 2 mesi fa, Sì. e veramente lo stanno facendo veramente molto bene. Qua stiamo vedendo le immagini della partita, vediamo che è una squadra che all'inizio è stato un primo tempo veramente scoppiettante dove le due squadre potevano veramente far gol, è stata una partita combattuta fino all'ultimo secondo. Poi arriva, ecco qui ora vediamo il gol del Sì. vantaggio del Camaro con Fugazzotto, che è veramente gran gol di testa, veramente. Poi vedremo pochi minuti dopo che verrà ripreso dalla squadra ospite e poi ci sarà il meritato vantaggio. Diciamo. Ecco, nel frattempo che le immagini continuano, io volevo parlare appunto con mister Lucenti, diciamo sempre che il girone di Messina è sempre quello più intenso, da un paio di anni a questa parte regalano sempre società che vogliono mettersi in evidenza, indirettamente è un movimento sempre in crescita, questa è una mia personale sensazione, ma i risultati credo che Ti parlino diano in questa ragione, maniera. no, infatti è un girone in cui le messinesi lavorano bene, stanno lavorando bene, stanno facendo crescere i propri giovani e non per questo ti posso garantire che anche nel nostro girone noi abbiamo l'Igea Virtus in eccellenza che fa parte di questa mentalità. Certo, sì. Loro impostano il lavoro dalla base. Per non parlare chiaramente del Rocca di Caprileone e Appunto, tutto il sì, resto, sì, certo, infatti. certo. Quindi la mentalità è questa, una mentalità che li porta a una crescita costante e i risultati quando ci sta una mentalità del genere non possono tardare ad arrivare. Indubbiamente. Benissimo. E comunque per chiudere questo girone abbiamo visto quindi il gol vincente del Sì, Camaro. soprattutto la bellissima esultanza di una squadra che veramente vuole far bene dopo le difficoltà iniziali. La prossima settimana c'è da attenzionare in questo big match Acquadolcese Camaro, che ormai sono
squadre che devono essere menzionate insieme al Barcellona Pozzo di Ghetto che va in trasferta a Mistretta. Invece la capolista va in trasferta contro l'ultima in classifica, che è stato un testacoda affascinante. Affascinante, benissimo. Abbiamo chiuso la prima parte del campionato di promozione, tra poco ritorneremo a parlare del girone C e del girone D, sempre del campionato di promozione, così sapremo anche com'è andata al Macchitella, che comunque, vabbè, già lo sanno, ha vinto una partita che non era facile, No, mister? assolutissimamente. Santa Croce di Lavaccara che non molla mai. Quindi, No, una squadra ben organizzata. quindi aver vinto questa partita a voi vi ha dato molto ossigeno, probabilmente al Santa Croce ha messo qualche paletto sui progetti. Diciamo che Santa Croce è una squadra attrezzata per vincere il campionato, secondo me. Il problema era che comunque noi in settimana dovevamo vincere, no? Abbiamo Beh, preparato è la arrivato il partita. mister nuovo, No, no. questo aiuta tanto alla squadra. Aiuta, dà una scossa, però voglio dire, i ragazzi non è che in una settimana Beh, chissà chiaro, che cosa è si può logico, fare, però voglio dire, il a livello mentale incide tantissimo. incide anche perché io sono l'allenatore del Macchitella di diversi anni, quindi io li conosco Conosci benissimo, bene, ragazzi. conosci bene. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi dopo appunto girone C e girone D del campionato di promozione. Ricordiamo al solito il numero per i nostri selfie 336 92 07 27. Vi raccomando, torniamo tra pochissimo. Oggi scendo in campo per lottare al fianco dei veri campioni. Alba, volontaria. Silvio, sostenitore. Cristina, ricercatrice. E il più forte di tutti, Ernesto, guarito dal cancro. Contro il cancro ci sono anch'io. Andiamo a vincere questa partita. Fai un gol per la ricerca. Invia un SMS al 45509. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 21 1440. Questa trasmissione si chiama Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta su Video Mediterraneo, canale 11 e canale 823 di Sky, ogni domenica a partire dalle ore 19. Siamo in replica anche 30 minuti dopo la mezzanotte e siamo anche in replica la mattina del lunedì a partire dalle ore 7. Tutti i risultati, i commenti, le classifiche, gli ospiti del calcio dilettantistico siciliano. Stiamo parlando adesso del campionato di promozione, subito con i risultati del girone G del campionato appunto di promozione. AC Sant'Antonio, Pachino 1-2. Adrano, Città di Catania 1-1. Atletico Pedara, Biancavilla 0-2. Belvedere, Real Città di Paternò 1-0. Città di Mascalucia, Real Aci 2-0. New Pozzallo, Real Avola 0-2. San Gregorio, Belpasso 1-3. Ha riposato lo Sporting Trecastagni. Allora sono due le squadre che praticamente vincendo fuori casa hanno fatto capire che probabilmente hanno una marcia in più rispetto a tante altre squadre. Sì. Sicuramente il Biancavilla che vince 2-0 a Pedara, un campo difficilissimo, e non capiamo la crisi della squadra di Romeo, se devo essere sincero, e il Belpasso che addirittura va a vincere 3-1 a San Gregorio. Antonio. Allora, le prime, se la regia invece possono mandare la classifica, c'è da dire che il Biancavilla sta facendo veramente molto bene, offre veramente un bel calcio, la stessa cosa sta facendo il Belpasso, e il Real Avola, che non dimentichiamo essere una squadra veramente costruita molto bene. Tutte queste tre hanno vinto, l'Aci Sant'Antonio invece stenta, perde in casa contro il Pachino, rigore sbagliato di Davide Ardizzone che purtroppo poteva regalare il pareggio alla squadra di casa.
Ci concentriamo più su una squadra che magari era partita con non tanto il favore, ma di fare un bel campionato, che era il Real Paternò, squadra allenata da una conoscenza piacevole del calcio catanese, Mister che è Busetta, Angelo che salutiamo. Busetta. Purtroppo una squadra sfortunata nelle ultime giornate e ha perso 1-0 proprio al finale, nel finale un espulso per la squadra di Paternò e anche il tecnico è stato espulso. Purtroppo è una squadra che gioca bene, prime giornate ha offerto veramente un bel calcio, poi si è persa un po' per sfortuna, magari per qualche incomprensione, però speriamo che si possa risalire magari con il mercato di dicembre. Sottolineiamo tra l'altro che in questo girone questa settimana ha riposato lo Sporting Trecastagni, che insieme al Real Avola sulla carta dovrebbe rappresentare le outsider, no? Esattamente, e c'è da dire che la prossima settimana già ci sarà un impegno importante per lo Sporting Trecastagni, che andrà in trasferta dalla capolista Biancavilla. Magari potrebbe essere la volta buona che possa riaprire magari questo campionato, perché il Biancavilla è a 2 punti, anzi scusate, a 4 punti dalla seconda e se ne sta quasi andando. Certo. Bene, e adesso il girone D, così poi avremo modo anche di parlare con Andrea Lovento sullo scontro perso purtroppo dalla New Team Ragusa contro un Licata che è blasonato e che ho l'impressione che pian pianino possa veramente incominciare a far parlare di sé in questo girone D. No, non a caso è secondo in classifica, infatti. Allora guardiamo subito i risultati con Jenny e poi li commentiamo. Aragona-Nissa 2-3, Atletico Caltanissetta Canicattì 1-1, Casteltermini Atletico Gela 0-2, Macchitella Gela Santa Croce 2-1, Marina di Ragusa Ravanusa 1-2, New Team Ragusa Licata 0-3, Polisportiva Palma Ragusa 2014 0-2, ha riposato il Comiso. Allora, in classifica la Nissa praticamente insomma, è diventata imbattibile, adesso quasi sul filo di lana ha portato via 3 punti pesantissimi. Allora, il Nissa questa settimana era chiamato a una conferma importante, cioè ovvero vedere mettersi alla prova in una trasferta di una squadra grande che l'ha rincorsa. Guardiamo anche la classifica. Esatto, sì. Ha vinto 2-3 sul fil di lana, prima è andato in vantaggio con Di Franco, poi pareggia Spina, un ottimo giocatore, poi di nuovo in vantaggio con Di Franco, Ribaudo pareggia i conti e poi al 95esimo Di Maria porta i 3 punti. È una stagione, magari sarà fortuna, ma credo che oltre alla fortuna ci sarà anche merito di tutta la squadra, che veramente gioca bene e segue a menadito i suggerimenti del tecnico. Ragusa vince in trasferta contro la Polisportiva Parma, il Licata fa il suo dovere. Allora ti fermo, così vediamo che cosa c'ha da raccontare il nostro Andrea Lovento. Nel frattempo possono già partire le immagini di questo incontro che si è disputato a Ragusa. Andrea, giustamente ci poniamo entrambi, io e Antonio, il dubbio, ma questo Licata veramente può incominciare a far parlare di sé? Io ho visto giocare quest'anno il Ragusa, la Nissa e il Licata. A mio avviso sono queste 3 squadre che lotteranno alla fine per la promozione in eccellenza. La Nissa chiaramente 8 vittorie di fila, non si fanno casualmente, probabilmente, ecco, come abbiamo detto più volte, magari sarà l'anno giusto, ma effettivamente ci sono altre 2 formazioni come il Ragusa, ma soprattutto il Licata, appunto, che ho visto sabato a Ragusa contro la New Team, una squadra ben organizzata, un Licata che purtroppo non aveva in squadra l'attaccante principale, l'attaccante insomma che è più pericoloso, Venniro, ma è riuscito grazie ai gol di Martorana, Scalisi e Cannizzaro ad infliggere alla New Team un secco 3-0 e purtroppo per la New Team già è tempo di riflessione, insomma. Riflessioni che possono portare o a qualche inserimento nuovo a dicembre nel gruppo, penso, no? Guarda Ettore, io ho visto la New Team nella prima parte di campionato ed è una squadra ben organizzata, quindi a mio avviso il problema non proviene da un punto di vista tattico, dunque a mio avviso Mister Vacca può stare tranquillo in questo senso, è un allenatore preparato, bisogna intervenire invece sul mercato, a dicembre devono intervenire soprattutto nel reparto avanzato. È una squadra che crea tanto, è organizzata, ma purtroppo quando non capitalizzi, caro Ettore, c'è poco da fare. È vero. Antonio, tu invece come vedi questa posizione del Licata che insieme a Ragusa a questo punto è lì?
Sì, l'Icata era una squadra che non era messa nei conti un pochettino, si doveva lottare per la zona playoff, ma non era proprio una squadra che doveva stare lì, mentre la squadra di Mister Utro, Ragusa, non è una sorpresa, è lì, magari ha pareggiato molte partite, però è lì, sul pezzo. Certo che adesso 8 punti di svantaggio sullo Sporting Club Nissa si fanno pesanti, ma oggi era una partita importante, scusami se ti interrompo, perché magari la prima partita in trasferta, la prima partita seria dove la Nissa doveva far vedere le sue qualità, tutti magari pensavano che potesse anche perdere per poter vedere come poteva reagire successivamente. E invece è andata a vincere. In realtà è andata a vincere, quindi questo Ettore, credo faccia merito. Perdonami se Sì. intervengo. E poi sentiamo anche il mister del Marchitella. Io sono curioso di vedere la Nizza cosa farà nel momento in cui si fermerà per la prima volta. Sono curioso È vero, di è vedere vero, è questo. vero. Ma se continua così è molto Ma se difficile. continua così, giustamente. Senti, invece Mirko Fausciana, allenatore del Macchitella, vittoria importante in questo girone perché, insomma, intanto avete messo 3 punti che danno respiro alla classifica e avete messo sotto un Santa Croce che appunto fino alla scorsa settimana ne parlavamo anche con Antonio ed Andrea, è una squadra che sicuramente dice la sua. No, io conosco benissimo l'ambiente di Santa Croce, ne parlavamo poco fa con Gaetano. Il Santa Croce è una squadra allestita per fare bene, molto bene, però capitano anche quelle giornate in cui magari i migliori giocatori messi in rosa non si esprimono a dovere, ma il merito è anche del Macchitella, certo, che ha messo tutto quello che doveva mettere e abbiamo sciupato tantissime occasioni, perché poteva finire anche con un risultato più rotondo, perché abbiamo divorato diverse azioni gol. Conosco benissimo le squadre, non dimenticherei io affatto appunto il Santa Croce nelle 3 squadre che ha messo su in palio, come la Nissa o come ad esempio il Ragusa o come il Licata. Metterei anche il Santa Croce che dirà la sua, perché di solito... E non dobbiamo neanche sottovalutare l'Atletico Gela che pian pianino in silenzio, qui Andrea me lo conferma, a 18 punti se la giocherà sicuramente. Atletico Gela infatti può essere una mina vagante di questo campionato. Bravo. Però È una mina vagante, perché... magari non hanno, ecco mister, magari forse non hanno il potenziale, come dire, economico da questo punto di vista per fino a questo affrontare, punto non credo, però non credo che sia un problema economico. hanno in squadra un attaccante Ascia che sta facendo veramente grandi cose lì a Gela, e oggi hanno vinto in 10 uomini su una punizione. E questo, appunto di questo è un Ascia. segnale. Antonio, per chiudere, volevi Domanda al mister qualcosa Fausciana. al mister? Volevo soltanto domandare com'è possibile che una squadra così giovane, magari così buona, ha avuto questo magari alto e basso inizio di campionato questi punti, cioè la classifica magari è meritata, però com'è possibile questa poca costanza di queste squadre? No, noi dire il vero siamo partiti con un altro obiettivo. Diciamo che le dimissioni del mister hanno scaturito su un avvicendamento in banchina, che poi sono subentrato io, con cui questi ragazzi, noi puntiamo sempre sui ragazzi, anche perché comunque invertiamo delle... Ma siamo tutti d'accordo su questo, siamo perché tutti è giusto d'accordo. che in queste categorie si dia Certo. spazio ai giovani, perché se certo. il 97, 98, 99 non gioca in promozione adesso, quando deve giocare? Poi non ci lamentiamo che il calcio nazionale non esprime talento, è vero. anche Però cerchiamo sottolineiamo sempre che la vostra cose. organizzazione ha un bel settore giovanile, una Sì, bella accademia ormai, del calcio. ormai siamo presenti a livello regionale, diciamo che e siamo questa- ospitati sia dal Trapani che dal Catania, dove ci affermiamo con oltre 150 iscritti nella scuola calcio E quindi? e siamo diventati un punto di riferimento non indifferente. Abbiamo un nutrito settore tecnico, una scuola calcio dove il campo è di proprietà del Macchitella e di conseguenza facciamo giocare giovani in promozione. E perché no, dicevo poc'anzi, anche se capita quella stagione in cui ci sono quei 7-8 ragazzi che per vie traverse riescono ad emergere tutti insieme, ti possono trascinare da soli, tutto ricordando tutta la la squadra. Juventina, per chi non lo ricordasse, Sì. fece le fortune dell'allora presidente Alabito, Con molti gelesi. con tutta la squadra gelesi che sono partiti dalla seconda categoria e sono arrivati in Serie È C, vero, dove è allora vero. la Serie C era... È vero. State lavorando bene, questo l'abbiamo appurato Siete non molto da adesso, ma apprezzati. già da qualche anno e siamo contentissimi.
Benissimo, noi ci dobbiamo fermare, salutiamo il nostro Antonio, lo rivedremo naturalmente la prossima settimana. Grazie Che è Ettore, successo? ricordiamo l'appuntamento Certo. Globus Magazine, Globus Theatre Station, Certo. domani alle ore 15 parleremo di Catania, avremo ospite Sì. Nicola Legrottaglia, mister dell'Agragas. Dimentichi sempre che questa è una radio web, sottolineiamolo perché sennò giustamente la gente come fa a trovarvi? Esattamente, ci potete seguire su streaming e su Globus Magazine /radio per interagire anche con noi. Perfetto, ti Grazie. sei fatto la pubblicità, non ti puoi lamentare. Io nel frattempo Ettore Sì. ne volevo approfittare per salutare l'ex capitano del Modica, Luca Filicetti, che ci sta seguendo da casa. Benissimo, perfetto, arrivano selfie ovunque, anche messaggi Ricordiamo il numero? vari. Sì. 336 92 07 27. Io allora a questo punto passo a salutare l'allenatore del Modica Calcio Eccellenza Girone B, il nostro Gaetano Lucenti, che speriamo di rivedere presto di nuovo qui da noi, perché la sua è una bella competenza che migliora ancora di più la qualità tecnica del nostro programma. In bocca al lupo per la stagione e domenica prossima, insomma, partita da studiare bene, perché in settimana bisogna fare le cose per bene, Sicuramente. giusto? Grazie gentilissimo. Grazie Gaetano e grazie anche a Mirko Fausciano, allenatore del Macchitella, buon lavoro anche a voi. Grazie. E recuperiamoli presto questi punti così per una classifica più serena e più tranquilla, ok? Grazie anche all'allenatore del Macchitella, salutiamo anche Andrea Lovento, con lui ci rivedremo naturalmente la settimana prossima per parlare sempre del campionato di promozione con un occhio particolare al girone D. Con grande piacere, grazie a te e un saluto ai nostri amici da casa. Benissimo, ci dobbiamo fermare, abbiamo un altro break pubblicitario, tra poco ritorneremo in studio, parleremo di prima categoria ma anche di calcio a 5. Vi raccomando, rimanete comodi che torniamo tra pochissimo. Pubblicità. Oggi scendo in campo per lottare al fianco dei veri campioni. Alba, volontaria. Silvio, sostenitore. Cristina, ricercatrice. E il più forte di tutti, Ernesto, guarito dal cancro. Contro il cancro ci sono anch'io. Andiamo a vincere questa partita. Fai un gol per la ricerca. Invia un SMS al 45509. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 21 1440.